Dalle attività di soccorso a quelle di prevenzione, dagli interventi a seguito di calamità naturali al supporto alla popolazione. Sono molti gli ambiti in cui intervengono con grande competenza e spirito di servizio i componenti del Corpo di Protezione Civile. A San Donà di Piave, per esempio, i cittadini li osservano con fiducia mentre controllano l'amata ma impetuosa Piave durante le piene e ancora con maggior gratitudine durante il servizio di supporto durante l'attuale emergenza sanitaria. Un ringraziamento per tutto il grande lavoro che stanno facendo i volontari di protezione civile, non solo quella comunale ma poi anche Alta, poi anche Croce Rossa e tutti quelli che oggi consentono di potersi vaccinare velocemente a supporto di quella che è l'attività dei sanitari. È chiaro che però noi siamo più abituati a vederli in occasioni dei problemi idraulici che ben conosciamo e che sono legati al Piave che sta alle mie spalle. Piave al quale effettivamente ci lega un rapporto di amore e di timore, per cui fino a quando non sarà completato l'intervento di messa in sicurezza nella parte media del Piave all'altezza del Montello, noi dovremo sicuramente ancora fare ricorso alla disponibilità di queste persone per far fronte alle situazioni di emergenza. È chiaro che per essere pronti in tempo di guerra, come si dice, tra virgolette, bisogna allenarsi in tempo di pace ed è quello che stanno facendo proprio oggi. Alla base dell'attività dei tanti uomini e donne, infatti, c'è sempre la formazione. Anche oggi erano in tanti sulle rive e sulle acque della Piave per esercitarsi nelle operazioni di soccorso fluviale, ricerca persone disperse e utilizzo dei sistemi radio. È un'esercitazione che nonostante il Covid abbiamo comunque pensato di fare, riguarda il soccorso fluviale, cioè negli ambiti quando ci sono alluvioni, che abbiamo casi nelle goline del Piave, e anche una prima introduzione sulla ricerca delle persone scomparse. Come sapete purtroppo anche l'anno scorso abbiamo fatto 2 interventi in quest'ambito. L'esercitazione l'abbiamo estesa anche ai colleghi Alta Protezione Civile di San Donà, in sostanza sono tutti e 2 gruppi della Protezione Civile del San Donatese che si stanno esercitando in questo ambito. Complessivamente abbiamo 31 persone di Alta e 21 persone della Protezione Civile di San Donà. Alta ha portato giù anche alcuni colleghi di Concordia per vedere le dinamiche e coordinarsi per interventi in caso di necessità.